Si chiama Sei Venezia, il film documentario che il regista Carlo Mazzacurati ha presentato al Pala Biennale del Lido nell'ultima giornata della Mostra del Cinema. 95 minuti di pellicola per rendere omaggio alla città lagunare, raccontata attraverso la vita, i sogni e le aspettative di 6 personaggi che vivono Venezia da abitanti. Qui infatti essi vivono e lavorano. Per un anno il regista si è trasferito nel capoluogo veneto per poter entrare nel vivo della città e scegliere le 6 persone comuni che sarebbero diventati i protagonisti del film. Credo che queste 6 voci siano voci appartate, che hanno trovato un luogo dove dire, dove esprimersi e raccontano qualcosa di non sentito che io non conoscevo, insomma, che è la loro anche vita quotidiana, le loro osservazioni, queste cose qui, insomma. Una cameriera, un pensionato, un pittore, persino un ex ladro d'appartamento. Queste alcune delle persone le cui storie contribuiscono a dare nel documentario un'immagine di Venezia inedita, segreta. Il film è stato prodotto da Argonauti Film con il consorzio Venezia Nuova, che da 21 anni si fa promotore di iniziative volte alla valorizzazione di Venezia e della laguna. Il progetto infatti si aggiunge ai 21 volumi sulla città che il consorzio pubblica annualmente. Una decina di anni fa, parlando con Flavio Faccioli, l'architetto Flavio Faccioli, che è la responsabile, diciamo, della comunicazione del consorzio, che conosco, mi ha detto: ma ti piacerebbe aggiungerti con un documentario a un lavoro che noi facciamo da 21 anni, che è quello dei libri che raccontano la città? E io ho detto magari. Mazzacurati nel suo lavoro è riuscito a mostrare di Venezia qualcosa di nuovo e non scontato ai veneziani stessi. Il film diventerà un DVD e il regalo natalizio del consorzio Venezia Nuova.